stata un'osservatrice dall'interno e poi uscita fuori ci ho giocato un po', mi sono divertita a strammatizzare, a giocare un po' su di noi e sui tipi di ufficio che circolano. Perfetto, allora, passiamo alle domande di rito, quelle che diciamo facciamo un po' a tutti i nostri ospiti. Quindi, che ne pensi del movimento Andrà tutto benissimo? Guarda, allora, io penso che in questo momento nel quale ci siamo trovati improvvisamente sballottati in questa tempesta del virus, con tutte le conseguenze serissime che ha portato e porterà, questo movimento non possa che essere positivo, perché abbiamo comunque bisogno di pensare che migliorerà, che ce la faremo, che dopo questa tempesta riusciremo a tirarci su. E poi per carattere sono un tipo che col bicchiere riempito per metà tende a vederlo mezzo pieno, quindi ben venga. Speriamo, come diceva Dante, che torneremo a vedere le stelle prima o poi, non soltanto dai balconi delle case. Bene, se pensi a questa situazione che stiamo vivendo, un po' di reclusione, un po' anche di sospetto verso gli altri, eccetera, che libro ti viene in mente? Guarda, i libri che mi vengono in mente sono più di uno, però ne voglio menzionare uno solo, che probabilmente è quello che è stato più nominato in questo periodo, ed è I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Io, come molti, sono andata a rileggermi l'episodio della peste e sono rimasta molto colpita dalla grande qualità di scrittura di Alessandro Manzoni. Non rileggevo il libro nonostante la lettura di vari spezzoni qua e là nel tempo dalla mia scuola superiore, quando c'era imposto di studiarlo, e quindi l'avevo letto come un libro con uno stile antico, sai, come possono pensare gli adolescenti, e come poteva uscire fuori dall'insegnamento di una vecchia e dolce insegnante con la crocchia bianca, ma che presentava il libro in modo molto aulico, e quindi mi è venuto addirittura voglia di rileggerlo finalmente e finalmente apprezzarlo. Bene, quindi ottimo. Allora, se pensi allo scrittore, no? Il scrittore anche del passato, citato anche Manzoni, no? Quindi che ruolo pensi debba avere nel mondo d'oggi lo scrittore o l'intellettuale più in genere, insomma? Quello di guida, non so, di ispirazione o di divagazione? Secondo me può avere un ruolo molto importante. Io cerco di riflettere, di mettermi dall'altra parte. Come lettrice ho visto che spesso leggendo alcuni libri ho scoperto, ho fatto emergere degli aspetti miei personali, dei punti di vista che erano un po' nascosti. Secondo me quindi lo scrittore e il lettore possono avere una grossa comunicazione che può portare a risultati buoni per entrambi. Ok, che libro consiglieresti da leggere e quali invece da tirare al muro? Allora, libri da leggere è un po' difficile, non perché io non abbia dei libri che amo, che posso consigliare, ma perché secondo me spesso è il libro che sceglie il lettore. Penso che non si legga un certo libro per caso in un certo momento, però perché no, posso senz'altro dare un consiglio. In questo momento la mia scelta cade su libri d'evasione, libri più leggeri, quindi ma non per questo di meno qualità.
Per esempio, consiglierei gli esercizi di stile di Raymond Queneau, che secondo me è un libro spastosissimo, con le 99 versioni della stessa storia, tutte scritte in stile diverso. È spassoso, è molto divertente e ben scritto. E poi potrei pensare a Camilleri, che so, La concessione del telefono. Trovo che è un libro molto divertente su questo giovane dell'Ottocento che per avere la linea telefonica si trova in mezzo alle pastoie della burocrazia, le storie più incredibili. Alla fine, insomma, arriva alla meta, però, e fa sorridere e ridere anche quello. E insomma, poi ci sono tanti altri libri leggeri. Il mio, per esempio, perché no? Ricordiamo che da qualche giorno è disponibile anche in ebook al prezzo di 7,99, poi daremo il link a chi vuole. Ecco, già un commento di una persona che conosci anche te, abbastanza bene. Dice: un romanzo divertente il tuo, ironico, originale, ma anche con una morale. Ecco. Leggendo i dialoghi dei personaggi sembra di averli vicino, di partecipare alle loro vicende. Come si fa a renderli così vivi? Ecco, una bella domanda legata già insomma, al tuo libro, dici un po'. Intanto saluto Elisabetta, Lisa, e la ringrazio molto anche per la bella presentazione che ha fatto insieme a Laura Pezzola lo scorso gennaio. Allora, rispondo alla domanda, come si fa a rendere così vivi i personaggi? È una domanda alla quale non so rispondere, nel senso che io ho scritto i personaggi cercando di dare un'impronta di colore, diciamo così, dall'origine, e nel rivederli ho cercato, quando mi sembrava che il tono da acuto cominciasse a diventare linea, di trovare uno spunto, un qualcosa che lo facesse risalire. Ho pensato che usare di più il dialogo potesse funzionare di più per rendere più attivi, più vivi anche i personaggi. Penso che sia assolutamente d'accordo con te, nel senso il dialogo rende anche il romanzo e la storia molto più vivace, no? Piuttosto che dire insomma, il dialogo è qualcosa comunque che ti mette subito in media res, come si dice, no? Piuttosto che farsi vedere la cosa in terza persona, quindi è giustissimo. Allora, come passi le tue giornate? Adesso, insomma, in questo stato di un po' diverso dal consueto, e niente, come passi? Allora, io ho iniziato a ottobre scorso a frequentare un corso di illustrazione, specializzandomi in particolare nell'illustrazione per bambini. E sto continuando a fare disegni e illustrazioni, a specializzarmi, perché vorrei scrivere un album illustrato per bambini e quindi sto lavorando a questo. Oltretutto, una volta a settimana ho anche un'aula virtuale di lezione del corso nella quale posso continuare a vedere i miei piacevolissimi e stimolanti compagni di corso e la mia bravissima insegnante. Oltre a questo leggo molto, sto sistemando delle vecchie cose che ho scritto e che stavano lì da tempo, necessitavano di essere riviste, chiacchiero al telefono. E poi vado sulla terrazza condominiale, queste famose terrazze condominiali che finalmente vivono, dove chiacchiero qua e là a distanza con i condomini e i rapporti che erano distanti paradossalmente si avvicinano in questa situazione. Più o meno questo, poi altro, insomma, come tutti. Certo. Allora, parliamo invece adesso del tuo romanzo. Tipi d'ufficio è una storia molto ben costruita, perché si parla in pratica di personaggi d'ufficio, ma non ne parlano direttamente i protagonisti, ma ne parla un personaggio da uno studio televisivo che si chiama Il Professor Istrice.
e quindi è proprio un libro che parla di un programma TV che parla di lavoro. Ma non è pericoloso parlare in questo momento di scatole cinesi? Beh, hai ragione, potrebbe esserlo, ma no, in ogni caso, a parte gli scherzi, più che di scatole cinesi parlerei di una scelta di una struttura narrativa a montaggio alternato, perché io ho costruito il libro su 3 livelli. Nel primo livello, come dicevi tu, c'è il professore ospite di una trasmissione televisiva nella quale espone e racconta gli psicotipi che lui ha studiato nella realtà. Nel secondo livello ci sono gli psicotipi o tipi da ufficio in azione e sono come nei film, no? Quando uno comincia a raccontare c'è la dissolvenza e stai direttamente nella storia. E poi c'è il terzo livello dove c'è la coppia da casa che commenta, fa ironie, si fa le tenerezze e si intersecano l'un l'altro. È un po' anche un metaromanzo, insomma, un po' anche questo. E niente, in tutto questo ci sono però i personaggi che non stanno lì buoni e fermi, intervengono, contestano anche i professori, il professore, quello che ha scritto e via così. Diciamo in studio piuttosto che insomma un po' c'è questa come la televisione italiana alla fine, no? Un po' sì, sì, anche in studio ci sono commenti dal pubblico, come no? Sandro Sacco ti chiede se c'è una relazione tra lo scrivere e il disegnare, la risposta già la sappiamo perché alla fine hai anche illustrato il libro Psicotipi, è stato illustrato anche da te, quindi sono delle illustrazioni, quindi ovviamente però rispondi te. Ecco, col disegno, tanto per dare un'idea. Allora, comunque intanto ringrazio Sandro e lo saluto. Come dicevi tu, in parte la risposta l'ho già data, però posso dire che sicuramente per me scrivere e disegnare sono esperienze molto collegate, anche se mi danno sensazioni diverse. Io in precedenza ho pubblicato un libro di poesie con disegni miei, ho fatto una collana di quaderni con racconti, poesie e disegni sempre miei, quindi c'è una relazione molto stretta per me. Però mentre nel scrivere provo una tensione narrativa forte, nel disegnare la tensione fluisce fuori, sono molto tranquilla. Forse si completano, così come in tipi da ufficio i disegni completano senz'altro le descrizioni scritte dei personaggi. Sì. Allora, ecco i nomi di alcuni personaggi appunto che si trovano nel libro. Fuori norma, Cattivissima, Jessica Rabian, Marta Gregaria, il Felice Mannaro, Clara la settantenne annebbiata che non vuole andare in pensione, Mille Spasimanti e tanti altri che sono tanti. Anche la parola Psicompany l'ha inventata te. Insomma, come ti sono venuti in mente tutti questi nomi che un po' richiamano anche diciamo la nostra immaginazione collettiva, no? Jessica Rabian e Jessica Rabbit chiaramente, però insomma dici un po' come ti sono venuti in mente. Allora, i nomi sì, li ho inventati tutti io, tranne uno del quale poi parlerò. All'inizio avevo dato dei nomi consueti alle persone, che sono Mario Bianchi, però caratterizzandoli molto. E poi invece, tenendo conto proprio del genere del libro umoristico, ho voluto chiamarli direttamente con qualche caratteristica saliente, che ti posso dire, tipo cattivissima, o il Felide Mannaro, che è uno che si trasforma, eccetera. E l'unico nome che non ho inventato è il nome di un personaggio che è fondamentale e che fa da trait d'union a tutti gli altri, ed è Isidoro Baudoyer.
per Isidoro Baudouin ho preso in prestito il nome di uno dei personaggi principali degli impiegati di Balzac, volendo con ciò fare un omaggio e una citazione al genio di questo grande scrittore che nel suo libro, pur essendo un libro scritto nell'Ottocento, è sempre molto attuale nel descrivere la psicologia degli impiegati. E poi volevo dire un'altra cosa, tornando un attimo indietro, che per quanto riguarda i nomi, una definizione perfetta e calzante l'ha data Laura Pezzola nella bella prefazione che ha fatto al mio libro, dicendo che i nomi aderiscono ai personaggi come una seconda pelle. È perfetto. Verissimo. Allora, se non sbaglio, appunto, tu hai esperienze di ufficio, no? Quanto c'è di vero? Forse che Dio è andato in pensione, oppure le famose jam session aziendali, oppure la presenza sotto la scrivania di un portale spazio-temporale? Mamma mia, dunque sì, come dicevo anche prima, io ho lavorato molti anni negli uffici facendo molta esperienza. Per questo, se permetti, penso che la risposta la possa dare proprio un pezzetto della introduzione ai ringraziamenti, perché mi sembra che dica proprio questo. Io lì ho scritto: ho passato una vita negli uffici, vi ho trovato grandi amici e amiche, ma anche antagonisti, persone che non si sono fatte scrupolo di danneggiarmi se capitava. Ho annotato tutto dapprima mentalmente, poi con brevi racconti, eccetera. Una volta uscita fuori dell'ambiente, il romanzo è fuoriuscito come un film in piena. Nonostante ciò, questo romanzo, che pure ha radici nella vita reale, alla fine è un'opera di fantasia, uno scherzo allegro sui tipi da ufficio e sulla esasperazione di certe dinamiche aziendali. Mi sembra perfetto per rispondere. Certo. Ilaria appunto, fa presente che i nomi sono molto divertenti e che chiaramente ci sono realmente anche lei, ne conosce tanti, stando in ufficio anche lei, personaggi del genere. Poi leggici un brano del libro, mi raccomando, anche se vuoi approfittarne ora, fallo ora, insomma, una paginetta del libro, quando vuoi, insomma. Sì, certo, intanto volevo ringraziare Ilaria per il commento e mi aggiungo al suo commento che mi ha molto sorpreso, infatti, che molto, ma insomma alla fine non più di tanto, che varie persone completamente estranee all'ambiente d'ufficio dal quale io provengo, che frequentano gli uffici, mi abbiano riferito proprio questo, che so, una persona mi ha detto: ma sai che quel tale episodio dell'aria condizionata, finestre aperte e chiuse, eccetera, l'ho vissuto proprio io, oppure sai che il tale personaggio è tale e quale al mio collega d'ufficio, eccetera. E questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che i personaggi hanno raggiunto il loro scopo, insomma, hanno raggiunto il lettore. Certo. Allora, tu mi chiedevi di leggere qualcosa. Sì. Ecco, io in tutto il libro, una piccola cosa prima, in tutto il libro c'è un gioco su persona reale e personaggio. Voglio leggere proprio un pezzo in studio durante la trasmissione nella quale si richiama questo gioco. Vado. La giornalista sta parlando al telefono interno. Professore, esordisce, mi dicono che c'è una telefonata per lei. Sentiamola. La giornalista fa un cenno verso i tecnici. Buonasera, dice. Chi è in linea? Buonasera, risponde una voce femminile. Il tono suona irritato come quello di una persona che sia appena stata punta da un'ape. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Chiede la giornalista. Il nome non importa, risponde la donna. Un mormorio si leva dal pubblico.
Quello che conta invece è che io mi sono riconosciuta in uno dei personaggi menzionati dal professore, conclude. Mi perdoni, interviene Massimo Istrice, ma i miei non sono personaggi. Ah no? Commenta la donna all'altro capo del telefono leggermente derisoria. Signora, precisa lui, io non ho scritto un romanzo, ma un saggio. I miei non sono personaggi, ma psicotipi che rappresentano alcune casistiche diffuse fra i tipi d'ufficio. Non sono d'accordo, insiste. Lei descrive il personaggio dello psicotipo X o Y, niente di più, niente di meno. Interessante punto di vista, nota il professore, ma il resto della mia opinione, i miei psicotipi sono frutti di studi e ricerche. Lei ridacchia al telefono. I miei non sono personaggi di fantasia strutturati per un romanzo, aggiunge il professore. Ma figuriamoci, aggiunge la donna, sa quanti scrittori si sono ispirati a persone reali per i loro libri? E mi fermerei qui. Tanti. Sì. Vabbè, Sandro chiedeva la pagina, sì, volevo interromperti, o magari la volta, cioè, quando leggerai magari un altro piccolo brano, magari dici prima la pagina, così... Sì, certo, come no, certo. Comunque la pagina di quello era 33. Perfetto. Allora, leggendo alcuni brani, mi è venuto in mente il libro Il ragioniere Ugo Fantozzi di Paolo Villaggio. Ci sono altri scrittori a cui ti ispiri? Non so, Woody Allen, Groucho Marx, quello è un altro. Achille Campanile, oppure il governo italiano? Cioè, qual è il tuo scrittore comico di riferimento? L'ultima che hai detto. No, sto scherzando. Dunque, certo che ci sono degli scrittori che sono stati dei maestri. Per quanto riguarda Villaggio, lui è stato sicuramente un geniale interprete della vita d'ufficio. Io ho letto i suoi libri e ho visto i film tratti dai libri divertendomi molto. Credo di avere in comune con lui il fatto di essere stata, come lui, un'attenta osservatrice della vita d'ufficio. Sappiamo tutti che anche Villaggio aveva avuto esperienza di impiegato all'Italsider. Dicevo di essere stata come lui un'attenta osservatrice della vita d'ufficio e di averla riportata sulla pagina con ironia e talvolta un po' anche di surrealismo. Mi sento però più vicina ad altri scrittori comici, posso dire Daniel Pennac del Paradiso degli Orchi o il primo Stefano Benni di Bar Sport, Pennac per il mondo surreale in cui porta i suoi personaggi, e Benni per l'autenticità di questi personaggi. Pensando proprio a Bar Sport sembra di averli davanti e spero di essere riuscita anch'io a rendere i miei autentici. Poi di quelli che hai nominato tu mi piace molto Campanile, trovo che è un umorista molto molto raffinato. Sì, assolutamente sì. Beh, del resto un'altra epoca, quindi c'è un altro modo proprio di scrivere, di ragionare, insomma. Bene, prima magari di farti leggere un altro brano, volevo farti una domanda su uno degli ultimi capitoli, che si chiama La resa dei conti. Allora, ma il libro parla anche della fine della nobiltà? Dopo la fine dei re, la fine delle regine? Sarebbe un bel colpo di scena, non ci starebbe male, vedi, se ci pensavo prima ce lo mettevo. No, questo mi fa riflettere su quanto è bella la lingua italiana, la stessa parola quanti significati può assumere.
Però devo dire che seppure non c'è il colpo di scena della resa della nobiltà, io il colpo di scena finale l'ho messo nel libro, perché nell'ultimo capitolo ho messo una sorpresa che cambia un po' tutto il significato della storia, dandogli un certo riflesso morale che volevo forse che uscisse fuori, però naturalmente non dirò nulla. Ha un po' anticipato Lisa, appunto, parlando di morale, quindi sì, insomma, alla fine i buoni libri sono quelli che rimangono impressi, soprattutto perché poi rimane qualcosa, insegnano qualcosa e danno un esempio, insomma, assolutamente. Quindi speriamo, insomma, sempre con modestia, ecco, ognuno poi fa le sue scelte, ma speriamo di sì, come le favole, no? Certo. Sempre una morale alla fine, quindi... Senti, volevo... Allora, dimmi. No, niente, mi faceva piacere dire una cosa. La copertina del libro è stata elaborata e per la copertina ho avuto la consulenza grafica di mio figlio Daniele, e quindi lo ringrazio molto per questo. E mi fa piacere anche ringraziare mio marito, Pino, mia figlia Giulia e mio genero Gianfilippo, che sono stati degli editor meravigliosi e hanno avuto la pazienza di leggere più volte il mio libro nelle stesure provvisorie e darmi dei consigli preziosissimi. Parentesi. Ok, quindi lasciaci con una risata. Se poi nel frattempo che tu leggi, se qualcuno vuole farci una domanda, siamo disposti chiaramente a rispondere alle domande. No. Certo, con piacere. Allora, questa volta, visto che giustamente Sandro ha chiesto la pagina, leggerò un momentino all'inizio del libro, da pagina 19. Siamo all'inizio della trasmissione. La giornalista, nello schermo, inizia la sua intervista stringendo la mano al professore. Non sfugge al pubblico un suo sussulto, come se fosse stata punta. I peli spuntano sulle mani del professore. Prima di tutto gli chiede inforcando gli occhiali: che significa il titolo del saggio, Psy Company? Il professor Istrice strizza gli occhi in un gesto da miope, indugia prima di rispondere. Lo sguardo si ferma con insistenza sulla donna. Lei arrossisce, si sposta una ciocca di capelli sulla fronte, sorride. Stretta in un tailleur nero, i capelli sciolti sulle spalle, curata ma semplice nel suo look da intellettuale, la donna appare molto professionale. La parola Psy Company, dice Massimo Istrice con tono di voce professorale, è formata dalla contrazione dei termini psycho e company. Per Psycho si è ispirato al film di Hitchcock, chiede la giornalista, sicura di avere indovinato. Brava, risponde il professore. Quindi, se traduco bene, lei parla di una società di schizzati? E mi fermo qui. Il resto da scoprire. Da scoprire, ho messo anche i 2 link all'ebook sui 2 canali, e anche disponibile comunque in versione cartacea su progettocultura.it con un nuovo sito. Non so se l'hai visto il nuovo sito, se hai avuto modo di... Mi piace molto, bravo. Sono contento, questo periodo mi ha dato il modo di, diciamo, rivoluzionarlo, cambiarlo, migliorarlo sicuramente. Stefania, ti ringrazio e Grazie. speriamo di vederci presto dal vivo al Mangiaparole, e intanto saluto te e saluto tutti gli altri che ci hanno seguito. A presto. Grazie a te e a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao.